Allora, ci prendiamo le nostre cozze, ne prendiamo un pochettino, magari le più grandi, e iniziamo ad aprirle. Adesso facciamo così per un paio di cozze e poi le passiamo sul filo sul lago con l'occhiello col filo elastico.
per ultimo prendiamo una cozza, la apriamo leggermente, inseriamo all'interno tutto il nostro innesco, assicurandoci che l'amo sia coperto. La chiudiamo, eccolo finito. Ok.